E i PM milanesi indagano anche sulle società di delivery. Secondo un rapporto dei carabinieri non avrebbero garantito ai rider protezioni adeguate durante le prime fasi dell'emergenza. Elena Fusai. Le consegne a domicilio non si sono mai interrotte, i rider milanesi hanno continuato a lavorare nonostante il lockdown per consegnare pranzi e cene a chi non usciva di casa. Ora la procura vuole accertare se abbiano svolto il loro lavoro in condizioni di sicurezza. Le società di delivery non avrebbero valutato i rischi del contagio fornendo poche mascherine e guanti ai fattorini in bicicletta, scrivono i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro nella loro relazione. Il documento è stato acquisito dai PM guidati da Tiziana Siciliano e allegato al fascicolo di una inchiesta già aperta sulle condizioni di lavoro dei rider e la loro sicurezza sulle strade. L'indagine era partita dopo le proteste dei fattorini che denunciavano casi di sfruttamento come il caporalato e la violazione delle norme igienico-sanitarie. Nell'emergenza coronavirus i rider sarebbero stati considerati come lavoratori autonomi, secondo gli ispettori dei carabinieri. Prevenzione e rischi sarebbero stati lasciati a loro carico. Abbiamo adeguato i nostri documenti valutazione rischi al nuovo rischio Covid, fanno sapere dalle piattaforme di delivery. All'inizio, come altre aziende, abbiamo avuto problemi a reperire dispositivi di sicurezza, ma poi abbiamo fornito kit con mascherine, guanti e gel che continuano ad essere consegnati. Si sposta all'epicentro dell'epidemia in Europa, il Regno Unito supera l'Italia per numero di decessi e in molti rimettono in discussione la strategia del Premier Johnson. Il corrispondente Marco Varvello. 29,000